lo costruirò ascoltando il tessuto economico, produttivo e sociale di questa regione. Era il 3 novembre, Alessandra Moretti usciva allo scoperto presentando la sua candidatura alle primarie del partito e spiegava ai giornalisti come avrebbe costruito il suo programma, cioè tra la gente, gli amministratori e gli imprenditori veneti. Una linea che continua a seguire anche adesso al via del suo tour elettorale tra i 579 comuni veneti, che prevede, come ha spiegato la stessa Moretti, una prima fase di ascolto dei cittadini per poi presentare il suo programma e il Veneto come lei lo immagina, più volte illustrato in questi mesi prima e dopo le primarie. Una regione innanzitutto non più isolata a livello europeo. Il Veneto vince se viene inserito in una sfida che è una sfida globale, quindi da soli non si vince niente. La ripartenza del Veneto, pensata da Alessandra Moretti, va inserita in una più ampia crescita nazionale. Questa sfida del Veneto è una partita nazionale perché per il governo di questo paese è fondamentale vincere questa sfida. Non c'è incontro, intervista o conferenza stampa in cui Alessandra Moretti non abbia ribadito la volontà di rappresentare tutte le categorie economiche e sociali della regione. Dentro faremo entrare tutto il Veneto, perché il Veneto è di tutti noi. Quello delle partite IVA, dei giovani che vogliono fare impresa, delle start-up, delle famiglie. Dall'infrastruttura alla sicurezza, dalla sanità all'integrazione, dal dissesto idrogeologico all'economia, il Veneto di Alessandra Moretti parte da qui. Vogliamo impegnarci seriamente sul tema delle infrastrutture, sul tema del lavoro, sul tema della sinergia tra impresa e lavoro, sul tema della sanità, sul tema dei servizi sociali e sanitari e scolastici alle famiglie venete.